Buongiorno, salve, ciao. Niente, volevo fare due parole per quanto riguarda la manifestazione del show motor di Pramaggiore del 2017. Hanno scelto me che praticamente che è quello che so parlare meglio, ok? Ironizzando sul problema, no? Niente, allora è stata un'edizione secondo me super, considerando tante cose. No, abbiamo avuto tante macchine, tantissima gente, no? Però tutto questo è merito di una squadra, no? E io ci tengo alla squadra perché è importante, che senza di quella non si riuscirebbe a fare niente. Quindi vorrei approfittare di questi 2 minuti che l'amico Andrea Aruzza ci mette a disposizione, ma per ringraziare nome per nome, e spero di non dimenticare qualcuno, e se per caso l'ho dimenticato sappia che è compreso, ok? Perché è così. Allora, iniziamo dai nomi in sistema variato, semplice, non in ordine alfabetico, ma così come sono venuti giù i nomi. Da Andrea, da Mattia, da Nicola, da Mario a Maurizio, a Giuliano, a Fabio, a Claudio, a Luigi, mio papà, e a mia mamma, Modetto, Luciano, Pierino, Davide, Bruno, Eric, Manuel, Leonardo. E anche abbiamo un po' di donne. Sono un po' rompine, però sono brave se vogliono. E sono Antonella, la Giulia, l'Emanuela e l'Aurora, la Rita e la Elena. Ok? E soprattutto anche Don Giuseppe, che sappiamo tutti cosa ha fatto per la manifestazione, che sposta ogni anno la funzione un'ora prima, no? Sì, l'ho fatto per un motivo molto semplice, perché essendo vicini alla chiesa loro avrebbero fatto lo stesso loro gara e quindi ci sarebbe stato molto disturbo. Chiaramente, oltre a questo gruppo che fa parte della coreografia del paese per mettere in sicurezza, c'è la squadra, la TRC, col suo presidente Claudio Zammuner e tutti i suoi collaboratori che preparano il tracciato e ogni anno fanno qualcosa veramente di bello ogni volta. Si ringrazia anche l'amministrazione comunale, tutti, dal primo all'ultimo, no? La polizia locale, le autorità di pubblica sicurezza sempre presenti e molto gentili, e per ultimo, ma come fosse prima, gli sponsor, perché danno una grossa mano perché questa manifestazione venga fatta. Detto questo, ancora grazie ragazzi, da parte mia e da parte di tutta la squadra, per quello che avete fatto, e niente, ci vediamo e speriamo di vederci il prossimo anno, anche perché forse c'è uno scoop che il prossimo anno riusciremo a fare un tracciato molto più lungo sui 2,5 km. Vediamo se l'amministrazione ci dà una mano su un pezzo di vigna che è da asfaltare, ma la vigna ancora non diciamo di chi sia. Grazie a tutti, ciao.